Io non ho parole. Questi ci hanno eliminato dalla Coppa Italia, ci hanno fatto perdere uno scudetto con Sarri, ci stanno per far perdere l'ennesimo scudetto, risultato di 3-2, siamo all'89esimo, 5 minuti di recupero, possiamo dirlo tranquillamente, la Fiorentina si porta a casa i 3 punti, risultato di 3-2 per la Fiorentina. Non sono incazzato tanto per la prestazione, perché poi mi sa buona volontà i ragazzi, però manca la materia prima, manca concentrazione, manca voglia proprio di vincere queste partite, sinceramente. Vabbè. Ma comunque, primo gol, la Fiorentina si porta in vantaggio, il Napoli protesta, fallo, non è fallo, lì si continua. Ha fatto un bel gol, l'ha messa sotto al 7, pum pum, e va così. 2-0, che secondo me, occhio, niente, non si segna. Secondo gol della Fiorentina, perché poi abbiamo fatto no, 1-1, Mertens l'ha pareggiata e tu là dici 1-1, Mertens rientra dopo 2 minuti, la butta dentro. No, perché Iconè, Mario Rui, non so cosa abbia visto, io non so veramente Mario Rui che cazzo ha combinato là, si butta in terra, sceneggiata la Mario Merola, l'arbitro non ci crede, giustamente non ci crede perché non era mai fallo, l'azione continua e dall'altra parte Zanoli giustamente va a fare il taglio dentro, ma dall'altra parte c'è Igoni che segna dopo 66 secondi, cioè tu renditi conto dopo 66 secondi che cazzo e gol ha fatto poi, chi lo bello, poi arriva il terzo gol della Fiorentina, grande gol di Cabral, però pure lì c'è l'errore di Rachmani, perché chi è uno strunzo, perché qui bisogna dirlo, è stato strunzo Rachmani, Rachmani è veramente stato strunzo, perché è stato strunzo, e chi non dice che Rachmani è stato strunzo è più strunzo is. Allora, Rachmani piglia palla, ne vuole saltare 5 o 6 così, senza 6, ma proprio dice vabbè, se perdo palla, sta con una 3, non c'era nessuno. Lobotka fa quello che può, naturalmente, no? Fa quello che può, ma non la riesce a prendere a Cabral. Fa un bellissimo gol, questo nessuno lo mette in dubbio. Poi segna Osimhen 3-2 e tu dici, boh, mancano 7 minuti alla fine. Quando mancavano? 7 minuti alla fine, ma ce la giochiamo? No, lanci lunghi ancora. Cioè, io con tutto rispetto, ma basta con questi lanci lunghi. Tu hai visto che con i lanci lunghi non hai fatto una merita minchia per 90 minuti e continui a fare lanci lunghi. E continui a fare lanci lunghi. Hai fatto un'azione decente, perché l'hai fatta decente con Mertens, hai segnato. Cioè, acchiappa kill, cioè, guarda Galeon, ma non stai per segnare Galeon. Madonna, mi ci mancava pure con le Leon, le abbiamo completata pure la giornata oggi. Questo è il solito, io ve l'ho detto, io ho fatto il video e vi ho detto il fattore Maradona, il fattore Maradona è questo qui, che il Napoli in casa fa fatica, perché? Perché ha pressione dei tifosi, questo Napoli si caga sotto, come si cagava il Napoli di Ancelotti, di Sarri, di Gattuso, di tutti, che dire, ma almeno provato pareggio, dici tu, o pareggio, no, nemmeno il pareggio, perché nemmeno ci provano a pareggiare oramai. Cioè ragazzi, io non so più a che santo mi devo votare, perché è una cosa allucinante. Come detto, la Fiorentina è venuta, se l'è giocata a vista per... Come fa a essere rimessa per la Fiorentina? Come fa? Come fa? A parte che ci poteva essere benissimo un calcio di rigore per il Napoli e non l'hanno dato. Terracciano su Osimhen non viene dato un calcio, quello è calcio di rigore perché il portiere si disinteressa del tutto della palla. No, ma non è fallo, no. Si disinteressa del tutto del pallone. Ma non è fallo. Per il Napoli i rigori non esistono, ragazzi, lo sappiamo. Per farci dare un calcio di rigore bisogna farci la maglia a strisce, l'aveva già detto Maurizio Sarri, poi però è passata alla Juventus. Ma detto questo, occhio al centrale, questa finisce 4-2, voglio. Ecco, Castrovilli, meno male non l'ha presa, arriva Iconè. Ma vedete, non c'hanno proprio voglia, non c'è voglia in questo Napoli, voglio. Cioè, non c'è proprio voglia. Mamma mia, questa comunque l'ha persa Angelotti perché voglio, è allucinante, io non ho parole veramente. Cioè tu sei stato tutta la settimana a rompere i coglioni, ce l'ho con Spalletti, sei stato tutta la settimana a rompere il cazzo perché noi la pressione non la subiamo, lottiamo per lo scudetto. Allora, che tu mi dici lottiamo per lo scudetto, caro mio, io ci credo perché oramai siamo lì, te la lotti perché mancano 7 finali, quando mo ne mancano 6, quante cazzo ne mancano le partite, finite il prima possibile, guarda. Anzi, fate andare pure la Juventus davanti così
finiamo proprio il campionato in bellezza. Però, che dire, ma almeno io ho detto, almeno il pareggio, provato pareggio, nemmeno pareggio, nemmeno il pareggio. Che schifo, che schifo, io non ho parole. Poi vediamo, lancio lungo, ma tanto Lozano, controllo di Lozano. E quando muore Lozano, ma piglio un culo a 10 secondi alla fine. È finita. Game over allo stadio Diego Armando Maradona. La Fiorentina passa 3-2. Ma noi abbiamo imparato, come ha detto Spalletti, abbiamo imparato gli errori della partita in Coppa Italia. Ne hai presi 3, non ne hai presi 5. Qualcosa è migliorato, 2 gol in meno l'hai chiappati. È il solito Napoli, lo sappiamo oramai, è inutile stare lì a mettere i puntini sulle i. Questo Napoli, non te ne parla, sempre e comunque forza Napoli,